Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Allora, siamo alla nuova stagione dopo una grande prima stagione. E niente, l'obiettivo di quest'anno è il quarto posto, quindi da quinto a quarto. Quindi ancora ambizioni piccole per la McLaren, perché l'obiettivo è fare bene entro il 2026, vincere il titolo. Allora, ho cambiato Ricciardo, abbiamo salutato Ricciardo che mi è costato anche caro, infatti sono in debito di 3 milioni. Però adesso abbiamo Ocon, Norris e come collautore Vesti, adesso non so se questa sia la pronuncia, Frederick Vesti, ma lo metteremo spesso nelle prove libere 1 perché può essere veramente un bel pilota. Tanto Norris lo miglioriamo intanto. Proprio così in diretta 87 e godo. Perfetto. Poi abbiamo Ocon che è 86. Ragazzi, qualcuno sa come faccio, come posso fare per modificare, mettere Ocon auto 2 e Norris auto 1, così una cosa mia. Grazie. No, sto sviluppando molto bene anche la macchina. Io volevo cambiare anche questi stronzi, perché 76, 79, 80, però con questa cosa praticamente mi indebitavo che non riuscivo più a sviluppare la macchina, quindi fanculo, ciao, mi tengo questi. E niente raga, adesso qua voglio far bene, sinceramente avevo tutto per far bene. La macchina, ripeto, è già ben messa. Adesso stiamo sviluppando. Ancora, stiamo. Ok. Abbiamo 8 giorni, pancia e sospensioni, perfetto. La macchina comunque già c'è. Raga, ci becchiamo per la gara dopo le qualifiche. Allora ragazzi, la maledizione dell'auto 1 continua. Ocon 12esimo fuori al primo, al secondo, all'Eco 2, pazzesco. Mentre Ocon, dai, mentre Norris non ho posto. Però pensavo un po' meglio sinceramente vedendo le prestazioni della macchina nei test e nelle statistiche. Vabbè, vediamo la gara. Sono stati parecchi cambiamenti. Ricciardo è andato all'Alpine proprio, alla mitica Alpine. Al posto di Ocon. E si parte raga. Ricomincia la seconda stagione. Poi abbiamo Gasly all'Alfa Romeo. Tutti i big non hanno cambiato. Vettel Alfa Tauri. Zul Aston Martin. Scusate un attimo, così vi dico tutto. Mick Schumacher alla Williams, Latifi alla Haas. E basta. Adesso pensiamo alla gara. Vai! Bene, Norris ci ha superati due. Ne sta ciucciando due Norris. Dai Lando. Okay, Lando, nice job. Nice blau job Lando, nice blau job. Ocon dal debutto 11esimo. Ragazzi, vi voglio campioni del mondo entrambi questi. Due piloti che amo. Vediamo le gomme. Praticamente Norris le ha già bruciate, perfetto. Perché già così, se so qualcosa, oppure non so, i qualifiche le avevamo bruciate, veramente non mi sono accorto. Mamma mia, Norris scatenato però, Lando è già quinto, da nono. Lando vuole fare ancora meglio quest'anno. Anche perché ha finito male la stagione Lando. Lando è a caccia. Landone a caccia. E Ocon si prende la 10ª posizione. Debutto per Ocon. Voglio un bel debutto del nostro Ocon. Vediamo Rich 13esimo. Crollo ricciniano. Ciao Rich. Grazie per le vittorie però Rich. Ok, fastest di Norris che adesso deve però abbassare già perché se no so cazzi. Vai. Velocizziamo un attimo, cerchiamo di capire. Dai che sta ad essere un bel anno. Siamo un piccolo accumulo. Neutro. Attenzione. No. Norris sbaglia, ma Dio. Ha bloccato le ruote ed è andato dritto. Ultimo però. Diamo un'occhiata alla McLaren. Niente, Norris è in crisi, però anche questo. Con questo errore perderà tempo. Da quinti ad ultimi. Non ho parole. Non ho parole. Vediamo Ocon cosa combina. Ma non si può partire così, però.
Ocon settimo, bravo Ocon. Norris parte come peggio non poteva. Incredibile. Incredibile. Cara, Norris è finito secondo me. Cioè Norris non arriva neanche a punti, non so cosa dire sinceramente. Una posizione conquistata dalla Ocon Mercedes. sesto, buono Ocon, al 12esimo, quinto addirittura. Solo che è uno di quelli che ha le gomme più usurate. Avere un po' di potenza. Ma Norris, ragazzi. Lando non riesce a prendere neanche gli altri. Cosa ha combinato Lando? Andiamo con le hard adesso, è l'unica perché sennò è impossibile. Cioè, non so cosa dire, non so cosa dire, raga. Ho il morale a terra. Meno male che c'ho con quinto, per adesso. Prosciugata. O con sesto, infatti. O con torna quinto, bella lotta qua. La Mercedes conquista una posizione. Hamilton che le gomme messe molto bene. Ok. Ocon settimo e Ocon purtroppo qua devono addirittura fare... Norris non sta andando nulla per il verso giusto, pazzesco. Non ho parole per descrivere Lando. Ok. Vai. Lasciano prosciugati in un secondo, non si è neanche accorto, ragazzi. Porca miseria, Ocon ha proprio bruciato le gomme in un secondo. Bene, perfetto. Copy. Struggling a little bit with rear. Mettiamole Okay. hard. Can we change tires? Non ho parole veramente, cioè scusate, ma partire così, Ocon addirittura 18esimo. Yeah, confirm. Happy to box at the end. Cioè penultimi e ultimi, perfetto direi. Molto bene. Il disastro è servito. Beh dai, Ocon sta recuperando, però sono veramente un po' preoccupato. Ok. O se Norris recupera qualcosa, Ocon torna settimo, comunque meno male. Ocon quinto. Ok, tanti non sono andati già con le hard. Ok, io vorrei tentare soft, medio, soft. Quindi questi vogliono finire la gara così. Boh. Non lo so. Io so solo che mi ha scombussolato veramente Norris ultimo che non riesce neanche a rimontare. Veramente one disaster, ragazzi. One disaster. Con sesto. La Mercedes ha sorpassato. Con quinto c'è stato un aero flag di un millesimo di secondo. Sembra che qualcuno sia andato. Su Noda. Norris si sta avvicinando, ma... Mamma mia, Ocon è già finito, mamma mia. Ocon quinto, ma stiamo consumando le gomme in maniera atroce. La McLaren sale e va avanti. Ma Norris riesce a superarne uno, cioè... Boh. Niente, yellow flag. Celebra una safety È car. un testacoda. Testa coda di Alonso. Norris non riesce a scrollarsi dall'ultimo... Oh, Norris? Ma sei il mio pilota Posizione principale. conquistata dalla Mercedes.
Ah, ma Norris ha qualche problema, non lo so. Mamma mia, che figura di merda, Lando. Ocon sesto, bene. Tranquillo in lotta con Hamilton, ma tranquillo dietro, perfetto. Velocizziamo un attimo, ma non accetto di vedere Norris così. La Mercedes conquista una Siamo già... posizione. Attenzione, yellow flag. Di nuovo qui in Sembra ci sia un tocco. bloccaggio. Magnus, vabbè. Ocon se la sta lottando per il quinto o sesto. Però... Oh, Norris supera Mick Schumacher, che bello. Chi è che è andato largo? Bottas largo. Vediamo le gomme. Sorpasso spettacolare. E adesso però Gigi sta tirando perché ha perso tanto, eh. Ok. Sì, la strategia qua è sbagliata, lo so perché è così. Madonna. Norris... Cioè, no, Norris veramente è una roba inguardabile, Norris. Ora tiriamo che tanto con lui dopo andiamo Stay close. con le hard. Confirm. Yellow flag veloce. Era forse un bloccaggio. Bloccaggio di Vettel. It doesn't matter. Doesn't matter. Ancora yellow flag veloce. Qualcuno ha bloccato le ruote. Zu. Che è ultimo. Vabbè. Ancora. No, vabbè, Fiori, proprio non c'è oggi, non c'è. Oggi purtroppo Norris non c'è. Bloccate. Disastro per Lando Norris purtroppo. 2 bloccaggi. L'unico che ha sbagliato praticamente oggi. Ocon ha perso molto da Gigi. C'è molto 2 secondi. ...21 giri alla fine con Norris ultimo in classifica. È anche difficile commentare. Magari veramente tutto potevo pensare, ma no, che finisse così. E giro record di Norris, che bello. Ok, cosa faccio qua? Perché Ocon è finito con le gomme. A sto punto potrei provare. Medie non ne abbiamo più. Eh no, bella per forza, la soft è impossibile. Hard. Vai. Hard per Ocon. Yeah, happy to box. Push now. Vediamo cosa combina adesso Ocon. Che ha le gomme finite. Ok, scendiamo al 10° posto. Norris 17° cercando di rimontare. Ma comunque la vedo dura. Ok, gli altri, non è che gli altri... Attenzione, yellow flag. Yellow flag adesso. Testa coda. Qualcuno si è girato. Latifi, vaffanculo. Ecco Nicolas Latifi. Mamma mia, errore un po' così, insomma, di Latifi. Adesso vediamo se gli altri vanno nei box. Speriamo di sì, se no, non andare neanche... Eccoli là. Eccoli là. Tutti ai box, tutti ai box. E scusa, Ocon.
Perché odio Ocon non mi... Oh no, Fiori, ma che bug è? Cioè, non vedo cosa... Ma no, Fiori, no. No, Fiori, no. Cioè, come faccio io a dare le indicazioni? Ok, ok. Sbloccato, sbloccato. Perfetto. Potenza. Vai Ocon, spacca tutto. Settimo Ocon, Norris 16. No, è una roba atroce. Gara di merda oggi. Yellow flag, veloce. Penalità di Vettel. Un incidente, ma veloce purtroppo. Sembra ci sia stato un contatto. Vediamo un po'. Safety car sembra stato rocolato, ma... Vediamo l'Alpine. Vediamo. Insomma, Questo è un incidente grave. però... Né ritiro né safety. Ocon rimane sesto. Vedere Norris così mi butta un po' giù, Ocon settimo. Vedi, tutti hanno messo le soft. Tutti hanno messo le soft. Sono andati in box un giro dopo di me alla fine. Io sono l'unico pazzo con le hard. Però sto tirando. Ocon largo, no, ecco perché ha perso la posizione. Ma Dio Cristo. Mamma mia, che gara orrenda, signori. Grande strategia, Ocon non riesce sempre. Bloccaggio qui. Bloccaggio di Vettel, non ci interessa. Che disastro, Beppe, che disastro. C'è il sorpasso della Haas. Siamo su standard, va. Ah, ma adesso la perdiamo anche su Russell. Mamma, ma che cazzo abbiamo oggi? Oh, ma la macchina è migliorata ancora. Abbiamo piloti più forti. Settimi in classifica. Norris che non recupera niente. Non ho parole, raga. Ossa Rotera sta prima cioè, altro che miglioramento. Sorpasso della Haas. Molto deluso finora, Molto, molto deluso. La Haas è salita Ocon di decimo, Ocon è crollata la McLaren. Crollata completamente la McLaren. Maximum pace now, maximum pace. Copy. Crollato con... va a cagare ora. Cioè, un punto facciamo. Vince Verstappen. Ricordiamo che il campione del mondo è Leclerc. Noi finiamo decimi. Taglia il traguardo e sale sul gradino più alto del podio. Oh, very nice. Non mi esprimo veramente. Male, male, male. E Norris partito bene. Dopo il primo errore non è più riuscito a fare un cazzo. Perfetto. Costruttori siamo sesto. Bene. Con Norris. Bravo anche lui. E punto sviluppo. Un contratto che è lungo, 3 anni con Ocon. Speriamo bene, Fiori. Beh, bene. Ok. È una gara difficile, lo so. Progetto, sospensioni. La gara tra 3 giorni, beh, non ce la facciamo.
Ok. Uccide subito. Ok. Allora, auto. Allora, magazzino. Telaio, perfetto. Ottimo. Ok, guarda come siamo migliorati. Siamo già, insomma, partire così la seconda gara. Cioè, che cazzo. Vabbè, raga, sotto il recupero veneziano, non confesso che sono un po' deluso. Inizio non facile. Raga, alla prossima. Ciao!